Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 23esima giornata con il botto in Serie B-Win, derby lombardo di altissima classifica allo stadio Atlete Azzurri d'Italia di Bergamo tra l'Atalanta capolista con Siena e Novara e la matricola varese, quarta in graduatoria, non più solo sorpresa ma splendida realtà di questo campionato. Si comincia con il minuto di raccoglimento in memoria di Luca Sanna, l'alpino caduto in Afghanistan nei giorni scorsi. L'arbitro della contesa è il signor Baracani della sezione di Firenze. C'è una bellissima cornice di pubblico per questo match molto importante. Varese con Netto e De Bagua in attacco, c'è Camisa in difesa al posto dell'infortunato Pesoli, ma è l'Atalanta a farsi vedere in avanti. Siamo al 14esimo, Marilungo per Ferreira Pinto, il destro del brasiliano. Zappino mette in calcio d'angolo, rivediamo l'incrocio tra Marilungo e Ferreira Pinto, tiro di controbalzo e Zappino riesce a deviare sopra la traversa. Insiste la squadra di Colantuono, Bellini, Marilungo, Bellini, cross basso, c'è Carmona, attenzione, circondato la maglia avversaria, arriva Marilungo, l'ex sampdoriano non trova lo specchio della porta avversaria, si dispera Carmona che non è riuscito ad agganciare nell'area piccola. Barreto, punizione bassa, Tiribocchi, il tocco per Peluso, sinistro che si spegne sull'esterno della rete. Rivediamo la palla di Barreto, lo stop pregevole di Tiribocchi che vede l'arrivo di Peluso, sinistro di prima intenzione che però non trova la porta avversaria. Carrozza per Zecchin, colpo di testa lato, prima opportunità in attacco per il Varese. Siamo al 31esimo match, per lo più almeno finora giocato a centrocampo. Colantuono subito chiede attenzione alla propria difesa. Marilungo per Bellini, altro cross dalla destra, Barreto, Tiribocchi, palla a lato, c'è stata una spizzata del paraguaiano Barreto, la rivediamo, cross ancora di Capitan Bellini, Barreto tocca, Tiribocchi anticipa Camisa ma la palla si spegne sul fondo. Secondo tempo di un match veramente equilibrato. 50esimo, Marilungo parte dalla sua metà campo in dribbling, vede Tiribocchi, la carambola con Pugliese, attenzione, Bonaventura da buona posizione trova un destro non esattamente preciso, perde sangue Capelli, rimane dolorante anche Neto Pereira. Vediamo quello che è successo, zuccata tra i due, alla peggio il difensore dell'Atalanta che deve rientrare con un vistoso turbante. 74esimo, siamo ancora sullo 0-0, siamo ora al 75esimo, Carrozza in mezzo, Frara, il miracolo di Consigli, prova subito a spezzare l'equilibrio la squadra di Sannino. Rivediamo il tiro di Frara e la paratissima di Andrea Consigli, esce Tiribocchi che ha preso anche un colpo ad un orecchio, entra Cristiano Doni. Siamo all'interno dell'ultimo quarto d'ora, Ceravolo per Doni, attenzione il dribbling in area, ancora Doni che di sinistro a tu per tu con Zappino spreca la più clamorosa delle opportunità per l'Atalanta. Rivediamo Doni, va in dribbling, fa sedere Clayton e poi però butta al vento una grande opportunità, nervi a flor di pelle, espulso il DS del Varese Sogliano, addirittura 6 minuti di recupero. Nel terzo di questi minuti palla lunga di Capelli, Marilungo, attenzione Ferreira Pinto, destro che non trova la porta di Zappino, forse un po' in ritardo in questa circostanza. Rivediamo l'ultima opportunità per la squadra di casa, finisce 0-0 come all'andata allo stadio Ossola. Il Varese ferma l'Atalanta in casa, i nerazzurri restano comunque in testa con il Siena a 44 punti aspettando lunedì Triestina Novara.